Dunque, siamo riuniti qui per presentare mica un libro che esce, ma due libri che ne esce. Uno è di Patrizia Gattagega e l'altro di Alain Mimè. Sono due raccolte di poesie che ne esce in quadro la collezione Verranno i poeti, che è pubblicata da voi anni avanti in collaborazione tra Albiana e il Centro Culturale Universitario, l'associo del Centro Culturale, e che è un affare che non potrebbe mica esistere se non ci fosse mica giù la specifica bene cose, la consento e l'appoggio finanziario di GTC, perché si capisce che è pubblicazione in lingua corsa, non so mica una roba che mercante, e dunque c'è una collaborazione, diciamo, un partenariato per la creazione, si può dire cose così, di una biblioteca a tempo patrimoniale e poi dopo d'uso continuo della lingua attraverso parecchie produzioni letterarie. Dunque, queste due raccolte si chiamano una Paesi ossessionali e l'altra Sintomi di Spone, e non so mica se lo vuole aperto dall'ossessione o da Esponde. Qual è chi ne pensate? D'après me, Cyber te la risponde. Cyber te la risponde, posto che come volete, l'ossessione quando poi ci cascate dopo non ci sortite più. Dunque, a Spondasi tu, guarda, è quasi un titolo di un poema, Spondasi tu. Una spondasi tu. No, qui si tratta di poemi che sono stati scritti all'occasione, se non mi sbaglio mica, di viaggi, di soggiorni e di contatto con parecchie culture, lingue, civiltà di un Mediterraneo. È una raccolta che principia con un quaderno di viaggi così. La prima sezione di questa raccolta qui si chiama Frigi Mediterranei e dunque 6 giorni in Algeria, in Marocco, in Tunisia, in Spagna, in Italia, in Sardegna e poi a Corsica di nuovo, che è una maniera di viaggiare di nuovo fuori di Bonifacio, ma c'è di nuovo appena Bonifacio di nuovo. Dopo c'è un'altra sezione che è più, come dire, in contrappeli di una poesia più lirica o più descrittiva, è una specie di contrappoesia, io il sotto è appena provocatori attraverso un sintomi di sponda, ma qui sintomi di malessa e soprattutto di malessa di statina. Quando a Corsica all'ingrosso e di modo soggettivo diventa una preda per rapporto a un turismo che è appena troppo aggressivo o qualcosa che risento di modo così, non è mica una critica per fare una critica, è giusto una maniera di campare così senza andare al di là, o lettori ni tirare a ciò che vuole. Poi c'è in questa sezione qui c'è di nuovo una sottosezione che s'aggranca appena in Bonifacio e che guarda qui di noi è appena una maniera di portare la poesia atipica con tu meu che guarda a maniera di evoluare i malati di un EHPAD. Bon, qui lì da un campà di nuovo di due zii, una l'ha giù persa e l'altra c'è sempre, e una maniera di guardare un po' quei paesi come stanno ammantolati e bon, qui di noi un giorno ne tirerà qualcosa. E l'ultima sezione, qualcosa che ha pubblicato qui e là attraverso varie riviste e che trattano da più o meno di confini, di frontiera. Ecco, il piano di questa raccolta qui. Allora, a prima vista e secondo ciò che tu presenti questi, la struttura è diadematica
è qualcosa di una visione abbastanza completa e variata della vita, posto che ci sono scoperte che si potrebbero chiamare scoperte di viaggio o di soggiorno mica turistico, posto che a Zocchi è sempre con un'occasione diciamo, di vicinanza, di partenariato culturale, scientifico, universitario anche. C'è scoperta dunque l'altro e poi dopo, senza voler mangiare formula o paradosso, ci sarebbe anche a scoperta dell'altro in sé attraverso il dimettismo su sa vocalizzazione o su piano avvicinato non ha le padre, niente che c'è. Quello è un aspetto, mi pare, che è una micro rappresentazione della società corsa attraverso un fenomeno admettiamo di popolazione invecchiata, poi segue questa tocca e poi dopo c'è l'altro aspetto diciamo che è più conosciuto, più sociale, che è mica la denunzia ma la rimarca di un certo abuso, di una frequentazione turistica ammaestrata male, diciamo. Dunque non pare così a prima vista difficile di da ammaestrare un universo così complesso, no? Ma io faccio come ha sempre fatto i miei raccolti, partendo da un titolo così e di fare una specie di sbuginera, no, dopo ci sono tentativi di forme o piuttosto di generi, per esempio non ha focalizzazione non le pad, mi è interessato assai il verso atipico di far funzionare la poesia, posto che non parliamo mica né di bellezza né di non è mica, manca appena bucolico e poi c'è un accosto in sa maniera, la sezione si chiama Contraventi. C'è una maniera di guardare i buchi di Bonifacio. I buchi di Bonifacio è un luogo, è un paradiso non ta terra. E guardarlo, e si infatti chi ospedale di Bonifacio guarda sul paesaggio qui. È come un albergo, potrebbe essere un posto di un albergo di lusso, con gente che viene qui a consumare un paesaggio magnifico, e c'è ospedale di Bonifacio con uso iPad. E mi ha interessato di avere quest'angolo qui per dare un contrappelli, un contravento dunque, e poi lavorare di modo appena surrealista. È nato qui, ma questi intimi di sponda qui è una maniera assolutamente soggettiva. Non c'è mica un scopo a principio di cacciare un messaggio di appredatorismo o di malfatti di avvicciare. Qui sa, un lettore ne farà scelta. Ma mi ha interessato assai di lavorare nell'eccesso così, di uso intimo di sponda. L'eccesso maggiore, tutto ciò che c'è in suo libro qui è ma proprio sprepositato. C'è la sensibilità di un poeta che reagisce così perché quello che passa in Bonifacio e chi guarda, è vero che c'è le padre che guarda un mare, che guarda la meraviglia e che forse non la vede mica attraverso i suoi pensionari, ma c'è di nuovo la scuola primaria, no? Che vicino così e che guarda anche là un mare. Dunque c'è quanto che una scelta anche un po' incosciente. Sicuro, mi ha interessato giusto appunto sul contrasto, il contrasto qui e ti dico su contravento qui che permette su spreposito. Bon, in sa focalizzazione qui, invece che in altro, nella prima sezione che si mangia quantunque i 2/3 di sa raccolta, c'è veramente un carnetto di viaggi qui che appendo fotografie per chi sul momento qui, per chi sa persona qui, sa scena qui, invece di guardare e di descrivere il paese in modo globale, c'è tac, una macchina che salta così a un momento dato. E qui, allora, ho cercato in questa sezione qui alcune indicatura di forma, di fisica, di una mica
è veramente un quaderno di viaggio. Per finire la mia impressione, io ho ritenuto una macchina, perché penso che lei è una raccolta che è assai poetica, che fa assai sognare, ma che sarà dedicata sempre a una descrizione o una narrazione. Io ho ritenuto una macchina così, non posso mica dire perché, perché è un luogo dove le macchine sono tante, sono tante. Ho ritenuto a macchina di questa persona che sta giocando adesso, mi ricordo è un poema, ma non l'ho letto che una volta. Soprattutto sta l'impressione di una persona che zappa o che pulisce, una vecchia, sta capito, una donna vestita in modo tradizionale araba e che a un momento dato cappia zappa o a forca, non so che, cappia o vero, agricolo e piglia il telefono per rispondere o per chiamare, non so. Ieri è una macchina campata, eravamo in strada tra Marrakesh e Rabat, in un luogo che è conosciuto in Marocco che si chiama Ben Guerir, e c'era un campo così, un luogo assai deserto, una terra ingrata, un luogo conosciuto più per i mineri che per la resita agricola. E c'è una donna, ciò che mi ha preso a bellezza era tutta montata di turchino, ma un bello turchino di seta così, ma veramente tutta montata, un cielo azzurro così, e poi questa donna qui dunque era in un campo e faceva lavori agricoli, aveva una zappa accanto, ma telefonava semplicemente. E mi è parso magnifico di essere in un decoro così a tempo bucolico ma assai ingrato che dice la difficoltà di un Marocco, questa donna qui ma è stato un flash, passammo in vettura, era una 4 vie, dunque un'autostrada e dunque il telefonuccio introduce a poesia stessa, a marca poetica di scena, basta. Non c'è più bisogno di andare a cercare o chiasmo, segma o basta. E da un poema corto e t'han preso, a me di non mi hanno preso tanto colpo. Grazie. Allora, non ho mica ritenuto per i paesi ossessionali di Patrizia, non ho mica ritenuto un poema né un verso, ma mi è parso una specie di... Fine, ho ritenuto un'impressione di una lunga così emissione poetica senza rompitura, un'ossessione, può darsi, ma un'ossessione assai piacevole, musicale, un'ossessione che non fa mica male, non è mica una pena, è un incanto, benché immagini, i paesaggi, sono sempre, secondo l'impressione che io ho tenuto, sono sempre suggeriti, non sono mai descritti proprio, c'è mai una descrizione compiuta di un viaggio, se è un viaggio musicale, onirico, di impressione, se è un paese, per me è un paese impressionista, non è mica un paese incartato con tutta la sua struttura, soprattutto così, come dire, quadri che si succedono e vengono una presa all'altro, ma forse è un'inattenzione da Moberte o semplicemente a meraviglia dell'incanto di Patrizia, quando la maneggia ha una poesia e che non si scorda mai delle musichette. Dunque, si paesi ossessionali, come se va a vedere tu, la vedere ta raccolta, dunque, un paese ossessionale seria la poesia, in fin di conto, e che si traduce attraverso una serie di poemi, come volete detta, da una specie di filo che si sbugina, e di vera che ne parlava stamane con Henri, che diceva che amintava Alain e parlavamo a sua maniera di scrivere così
come l'aveva spiegata va, e chi mi dice Henri, ma ne manca appena la stessa, no, è tanto meglio. Bon, di bene, allora io definisco scrittura un po' sumica perché chi di a me, ma in tutti i D'altronde casi... ci vorrà leggerla dopo, Ie, dopo ie, vi posso spiegare anche io dunque come lo si sbugina, come la si sbugina a raccolta, dunque in 4 sezioni, no, va dire un pieno cammin di croce, dunque non ci vuole mica esagerare. C'è anche un cammin di ferro qui. Allora, io dunque a prima sezione, a prima parte, si chiama Udobie e qui dunque c'è una specie di d'ossessione di isole e d'ossessione di logo. Dunque c'è un pochi boemi che cadu all'istina di Isola 1, Isola 2, Isola 3, dunque, e che arrivano a l'Isola 10 e poi dopo e a Dara 1, e a Dara 2, e a Dara 3, una specie di litania. Ti posso interrompere qui? Yeah. Ti volevo domandare giusto appunto, stessa maniera, quando tu, sotto un capitolo come questo qui, sotto un titolo come Udobie, che tu metti isola, terra, che sono 2 parole, non so mica come forcina e coltello, sono 2 parole che sono in sé hanno una carica poetica tamanta, che domanda a liberarsi semplicemente così. Allora, ti volevo domandare chi è questa provocazione che consiste a mettere a picciare una cifra a una parola così poetica. Beh, non so, non vi posso mica spiegare, ma l'ha giuntesa così come una specie di eseui da Ilidania e poi Dudobia, perché chi l'isola dell'immaginario, beh, ognuno ne va appena un mondo, beh, ognuno ha tratta, appena di modo differente, di un affare che rimane così, e bon, di anche l'isola, ben, fin di conto che non sbucchiamo mica a pigliare, e che non cerchiamo sempre, siamo una specie di cerca, e fin di conto, questa cerca abbiamo attraverso la poesia, attraverso tutto questo immaginario che si sbugina di l'isola e di Adera, fine che nutrisce in tutti i casi il poema, la poesia. E che definisce a fondo il suo carattere ossessionale dal fatto che la gemma non si può mai agguantare. Non si può mai agguantare. È come quella isola d'Elba che ne avevamo a Manida e di qui, ma e poi in fin di conto quest'isola pochi ci vanno, pochi la conoscono proprio e pertanto fa parte di ciò che no di un specchio ogni mano, perché la duetta di un specchio ogni mano fa parte di noi, anche così spesso certi non sono mai andati a toccare quest'isola qui, ma fa parte di un nostro immaginario, come tutte le isole che ci circondano, con conosciamo mica fisicamente certe volte, ma che sono qui e che tragolineggiano la nostra mente. Dopo allora passiamo altri lati, dunque qui di una sezione dove si trova la morte, dove si trova la partenza, dove si trova l'amore, dove si trova il ritratto di un affare o di un altro. Dopo c'è la cerca, beh, i titoli di poemi parlano, Vento ideale, Conquistadori, Granidole, Scali, dunque questa cerca sempre questa cerca in fin di conto di un poema, di una poesia, di successione che si traduce in qui. E poi l'onda di esoti che passò in Moia di un'epoca di viaggi che ha fatto in in Labunia, a Marocco, in Italia, nel nord, in Amazzonia, in Manhattan, dunque tutte impressioni che mi sono firmate.
Dunque, se lo si sta assente così e chi si vede a maniera che lo si sbugina, che la si sbugina sa raccolta, sa l'impressione che c'è tre parti che sono, diciamo, ammaestrate, conosciute, anche poi se le sono castigose, se le danno fastidio a certi momenti, come le tre ultime. E a prima di Asola, che secondo ciò che ho capito, che è presentata come qualcosa che è sempre qui e sempre qui quasi impossibilità di essere raggiunto doc. Di un'utopia. Di un'utopia. Di un'utopia. Allora, a mia domanda, come ne abbiamo parlato in questo momento assai di utopia, di ciò che lei per te, se non ti scomoda mica questa domanda, l'utopia, essendo dato che tre altre parte rappresentano, mi si pare, luoghi ammaestrati. L'ultimo, un luogo ammaestrato e che è fisso in un memoratorio, diciamo, di viaggio. A cerca sarebbe piuttosto a considerazione dell'andatura dinamica che porta a un fine che si può toccare mica, ma è piuttosto un sguardo in questa. E dopo c'è la seconda parte, l'aldilà. L'aldilà che mi pare, insomma ricordo, che mi pare un luogo, fino alla sezione, un luogo, i boemi, più mica di soffrenza, ma più di bene a tutti, di strazio a manco, di castigo, a seconda. Allora, la mia domanda è chi è per te proprio aperta l'utopia, proprio per te, chi è l'utopia, se è un sogno, se è un sogno capace di modificare la realtà o condannata a stare sempre a un lontano come l'Elba o come Montecristo. Anche per me che l'esiste a Burro come la è, che l'esiste a Burro lontana, perché chi l'utopia giusto appunto è di qualcosa che è su sogno, che in fin di conto dobbiamo cercarlo, ma dobbiamo cercarlo, non troviamo mica, ma di che alimenta la poesia, perché un giorno con la trovo, e allora non scrivo più come scrivo qui. Ecco, dunque per me è qualcosa che nutrisce l'immaginario e è un po' come l'isola di Thomas More, le non-lieu. Ecco, dunque, desto senso qui appena che scrivo questi bassi. Ci avete messo un dramma, no? Arrigo, Paolo Santo. Io stavo assente all'anno e Patrizia, ciò che io ritengo di chi, per esempio, all'anno, che ho campato in Bonifacio, ci ho campato 4 anni, dunque, sono mica di io, ma so cosa è, ho campato qua io, soprattutto l'estatina, e può darsi mi sbaglio, ma ho questa impressione quasi da fuoco e a ricerca dunque, quando si esce di qui, a ricerca di ciò che è sano, puro, e questa immagine che tu hai in mente, che può darsi ti facendo scappare assai di ciò che tu campi di maniera odinca a guaio. E Patrizia, ognuno di l'isola, campiamo quantunque in un'isola e non sarebbe mica per noi un segreto di campare ad un'isola e lo rendi ciò che ho capito attraverso ciò che ti hai detto e parlare di utopia e di stupendo perché ci campo so ciò che lui è un'isola dunque uso l'affare di sarà può darsi sfarente dell'altro ma o fatto di essere isolano sappiamo noi che ci campiamo ciò che lui e attraverso ciò che tu dici una scoperta di lastre senza andare a cercarli so impaziente di legge di fare ma ha dato a me questa impressione qui.
io ci radio un poco come Rigu, ma Non si è mica isolato. no, io sono montagnolo. Ci sarà una differenza, no, ma capisco, Alano è un uomo di a sponda, campano una sponda e di sicuro gli ha tempo ha francato un luogo e c'è questa separazione che può essere marittima, ma di nuovo francato un altro luogo che va verso il cuore dell'isola dove lui sta. E penso che questo contrasto qui risorterà di tutte queste sezioni che l'ha chiamato. Ecco, il contrasto che risorterà con di noi il sogno di l'altro e poi il suo qui di noi, che mi pare importante. Dunque, è un libro di contrasto, come lo può essere un uomo di contrasto alano. Ecco. Patrizia ferma sempre un filo della sua scrittura e forse sa viure che l'ha già dato di sì sulla vicina che non si conosce mica, che si può pas si toccare qua a mano e che non si conosce mica, è forse lo spirito che fa scrivere, ma mica più lontano, ma ragiono, giustamente mi pare che lui sia lì a avere la scrittura di queste cose che a certe volte non si può mica toccare, a certe volte non si può mica guardare, a certe volte fanno che a mano un penna, ecco. Viste le reazioni di due testimoni, penso che c'è la precipitazione per avere la pubblicazione perché avete avere concorrenza, perché ne parlano con eloquenza. Allora forse, non lo so, si potrebbe parlare ore e ore, perché ci avete affascinato già solo, senza abbiamo da fare una piccola così confrontazione o discorso con le parole poetiche in maniera bella se la realtà poetica corrisponde al discorso poetico. Allora abbiamo cominciato la prima sezione dell'Isole che si chiama Paesi Adiage. Ci sono dei paesi adiage in un ricordo fondo che noi chiamiamo isole. Ci stiamo sentinelle a curare battaglie fantasime, oppure a geli anni in lo zoologico, a contemplare l'eroe, a so questo ardida. So paesi questi di ugumencio, alla faca di soli splendorenti, che strudiano in uno sguardo come usale in mare. Lidanie di soli, paesi tragulini di vole, dove la diamale sta oggi strappando un frondame infinito d'un fiume, e poi su paese, da un viso ramato, da un corpo merezzo, isola da consento, c'ascolto e che vedo impaziente, antico amore mio, indogile amore. Forse, perché dopo non c'è più da ricordare, non abbiamo mica il testo di Tallucci, forse è un'impressione tua, no? Io un po' su da no, impressione. Tu, ma noi che abbiamo inteso. Allora, io dico tragulino di vole, c'è qui un'alleanza di parole, una specie di contrasto tra un tragulino che porta materia, che porta roba, come noi conosciamo da un paese all'altro in della tradizione, qui porta le vole, c'è un'impossibilità, è qualcosa che fa piantare capiscitura perché giusto appunto le due parole sono antitetiche, poi sono infilate così come nota una collana, è qualcosa che stupisce. E poi dopo a me mi marca la presenza di queste cose che sono assai fuggitice, l'impressione sono fuggitice, come il ruolo di un agello o usare che si strugge, benedì sono cose che fuggono, invece che c'è in contrappunto un rammento
così quasi anavorico, a un manco periodico, non è mica si due lui, ma di tutte le leggende, di tutto un memoratorio, bene di una cultura, a tal punto che l'isola un po' mica esse, secondo ciò che sento qui, l'isola un po' mica esse, la posso mica agguantare perché di a tempo fuggidiccia e a tempo assicurata da quasi una riverenza libresca. C'è qualcosa qui, l'impossibilità di toccarla perché c'è troppa complessità, una complessità che ci gampa, che ci incanta, ma complessità che la rende eterna e poi dopo inaccessibile. Allora, diretto a ciò che Luigi ha non so Alain, ha letto un poema giusto appunto non ta e piaghe inestrine ie labre e ugalo resalido ie mani, scogliuroso, abinto alla lusingu, terra, radiga muda, isola ia barolla sbaccada, niada in la sua agonia splendorente. E questa agonia splendorente che corrisponde appena al suo contrasto che tu dici, dunque un'agonia, ma un splendore in noi, alla fine guidi un ossimoro. Bella immagina quantunque di labbri e di sponde finalmente. Non è uno qualche così, ma buono. Ma è descrittivo anche questo, perché si agguanta subito quasi un flash, non dà qualcosa e labbra e mani, no? E mani, sì. E mani, sì. Ugalo resalido e mani. Un'altra rimarca, l'hai fatta apposta e sceglie un poema lungo e un poema corto? No, non è mica fatta apposta, perché quelli è lungo, ma dopo tutti quelli che si guidano sono piuttosto corti e poi dopo ce ne torna lungo. Non c'è mica una forma prediletta? No, non c'è mica una forma prediletta. Questa volta mi è accaduto dunque andiamo a volta di lavorare solo non ta corto, solo non ta forma, ma qui è proprio una libertà che ha giubilato. Ha fatto altrimenti, dunque forme sciolte senza proprio dire un formato corto o lungo, no. Dunque è un'applicazione ad scrittura di terza parte di Agerca. Di Agerca. Vabbè, io ti volevo domandare come la gente sa concezione o il suo lavoro di poesia con ciò che noi abbiamo idea di un canto. Se lui c'è una relazione o mica? Una relazione, un percorso di cantarina mi ha portato a scrivere assai per canzone, d'altronde qui ci sono delle forme che hanno adoprato per canzone e si sente. Penso che a mia formazione ho fatto goganti, mi rimanda sempre a un momento dato a un certo ritmo che è per me necessario. Anche se sono delle forme sciolte, a un momento dato c'è qualcosa che fa pensare o che si bueria quasi cantare, penso. Paolo Santo e Arrigo, quanto a me, come lo si dice, li parla questo, no? Io penso che anche, soprattutto al primo poema, c'è comunque una musicalità, perché non ci si mica, ci aspettiamo a rime ricche o buone, comporta, ma una rima da rido all'altra, e c'è comunque una musicalità. E io soltanto avviso contento al Dragolino, posto che un modo caro era Dragolino, e porta tutto ciò che portava, tutto ciò che mancava. Se lui in certi paesi sapeva che non c'era mica olio d'oliva, gullava l'olio d'oliva, e all'epoca, al principio, era un scambio, non era manco pagato. E infatti il Dragolino che porta poesia porta potassi onestà dove non c'è, dove non è mica conosciuto. Dunque
Io piuttosto sta mattina qui che ritengo tutto Dragolino che porta la poesia piuttosto che l'antinomia di due idee. Ma c'è una musicalità certa ed è come un testo di teatro, di puntellato. E non dico mica qui questa perché siete qui, ma c'è giusto una parola che non ho mica capita, è prima di un primo poema. Adiage. Adiage, come conte tu, adiage. Ma c'è una, diciamo, c'è una struttura grammaticale qui che è appena ardita. È adiage. Dunque, adiage. Perché in più di que adiage si dice ai gani, vai adiage, adiage. Dunque va così. Bon dopo, beh, non so mica, in tutta maniera, e siamo qui in traccia di spiegare, ma sappiamo che la poesia non merita mica così, di studenti, voilà, ecco, ma c'è un lavoro, bella sicura che c'è un lavoro non a ogni parola, non a ogni verso. E a lettura, bella sicura. Sì, secondo come la si legge, può tomba la poesia. Io giustamente voglio arrivare a questa musicalità e da ogni se la fare sempre possibile. Una, ritengo comunque un filo e sa volontà aumentata di aver intitolato tutte queste poesie, Isola 1, Isola 2, infatti c'è un filo che fa che è bello che sia stata fatta così, ma ad ogni che mi viene, dopo aver inteso a Patrizia, di che di leggere su libro sarà di sicuro una meraviglia, ma di sentirlo leggere da ella penso che può essere qualcosa di anche più meraviglioso. Allora vedremo qualcosa. E che se lo gira forse anche un dischetto, per certi può essere anche più agevole. Si verrà. Perché ci va, come tu dici, il fatto di leggere una poesia, quasi maniera di leggere, soprattutto per quello che l'ha scritta, penso che per quello che sta sente c'è un piacere differente. Ecco. Allora, scusate, se lo si può passare da un particolare al generale, visto che parliamo così a briglia sciolta, penso che c'è due attitudini nell'interpretazione della poesia. C'è quello che dice, c'è l'attitudine che dice la poesia deve essere letta da un comediano e deve essere interpretata. E appena ciò che si diceva prima, quando si diceva abbiamo fatto poesia oggi, tanti anni fa, ma dire che c'è una teatralità di ciò che è ambientato che domanda a essere interpretato da uno che è dell'arte di teatro. E qui siete tutti gente di teatro, dunque o manco di scena, tutti. E poi dopo c'è l'altra visione delle cose che dice dell'autore che deve, è l'autore. Poi se ha una dicitura mica espressiva, una dicitura che è così adage, giusto appunto, che è senza espressione particolare, senza intonazione, senza drammatizzazione, diremmo. Allora, c'è un affare che non è mai stato sciolto. Non so se avete voi una preferenza o mica. No, ma io dicevo solo che l'autore di un poema, come ha detto Patrizia Nenzo, c'è un lavoro, c'è una ricerca per questa parola, mica perché questa qui. Dunque, lo quando ha da dirlo a un livello cerebrale tutto ciò che l'ha pensato, perché ha usato questa parola e mica quell'altra, perché allora quel che sia che è straniero alla scrittura e lui legge un affare, risente qualcosa, c'è due o tre immagini che gli parlano e ad presentare, ad abbordirlo a gente. E certe volte quelli che scrivono sono anche appena stupidi
non dico mica così, non abbiamo mica scritta in questo senso qui perché c'è una maniera di dire a fare e quando non l'abbiamo mica fatti noi si legge cosa si riceve, si riporta ciò che ne abbiamo ricevuto leggendolo. Ma questo è come per la canzone, dunque quando è dato una poesia, un poema a un cantarino, non ci ne sarà mica lui che canteranno in stessa maniera. Dunque, piace un piace, un autore vuole assai male le poesie, un commediante vuole ma dopo si dipende. No, senza allungare una qui, perché non vorrebbe mica che Sara in Merca ci faccia sviare dall'oggettivo principale, penso che si può dire l'interpretazione della poesia detta ciò che si dice della traduzione. Bene di che l'interpretazione addirittura facesce un altro testo. Bella sicura, capita. Ecco, penso che è un problema eterno e che non si può mica obbligare, ma vale il corpo e arricchisce e pigliare coscienza, invece di strumentalizzare dicendo, no, deve essere sempre un poeta che dice il suo poema, no, deve essere sempre, ma c'è una specie di basse bene che fa che si arricchisce sempre il testo è lo stesso quando parla di tutte le sue dimensioni. Scusate per digressione. Io ne leggo giusto un altro e dopo passiamo là. Dunque, qui chi fa parte di Gerardo Lastra seconda Berti si chiama Altri Ladi, si chiama Villa Residelleschi. So divagime i bassi che voltano a un rimore di porteggiose. Azzurro e mare si inghiottano ad obertenza, la suffoga arena e parole contilissi, pare lungo il tempo, e a lettera, sola, unica, infinita, di zerga mica balesa, filari, per un listino i cosa fa, due amici a salutà, filari belli allibrati che muscano come lenzuole in muccio in dell'armadio d'una camera vinta, filari zidelleschi che fermeranno e fermano i dovilari a me. Piangite mica. No comment. Bella anafora. È impossibile dunque comunicare. È impossibile comunicare. È impossibile. Ma è impossibile comunicare, ma ci sono i filari che sono qui come c'è qualcosa che ferma e che fermerà sempre. Giusto appunto di uno l'incomunicabilità. Di sceglierà di tre esempi tra tre sezioni. Qui prima dunque un sintimo risponda, qui di inizia. Sa donna non mi rispondi, a domanda l'antesa eppure non mi rispondi, da un so che timori. A un marca di fiori chiamano i tragolini, stridano i colori e son mugli l'odori. Simon Corti. Tutti questi dragolini. Polinomisti. Un altro. C'è quello, le couleurs e les sons se rispondono, no? C'è una corrispondenza tra le sensazioni. Sono due momenti, gli impossibili comunicare verbali e poi dopo c'è tutta la magia di un luogo, un mercato di fiori, sa vecchia, iniziare da qui. Sono momenti accaduti. Tenimi quelli secondi, già più. Una sezione. Vede la differenza tra un nome e un nome, l'ordinatore, ciò che l'uomo fa. Sa che le altre cose, era l'incapacità di fare due cose a tempo. Di fare due cose a te. Di nu. Un poema non si contraventi che di una macchina assai vedaretti. Stasera faccio una rusta nella spiaggia
Uvigattedo a buon patto, pieni uso untu, nanta amarro da bianca schietta di un pane industriale. Un cantatore appiglionato, pronto a lampare riucati di quartiere, con una testa mora ornata da una lampa elettrica in fronte, li diendo durante l'ultima raccolta di canti di Gui, pubblicata da un editore di carte postali, intona un lamento di arena. Assai magnifica. Quello è una caricatura, È una caricatura. ma una bella caricatura, Una caricatura. poetica. Non la so, a me non mi pare mica tanto poetica, ma buon, se vuoi... La poesia, quantunque a fantasia, C'è la fantasia qui. la fantasia c'è un confronto tra la lampada. E forse una nanta le pad che vi dicevano anzi. Bisogna un assistente. Lui nanta le pad che sono proprio surrealistici. Sono un insieme di ritratti qui, gente che sono stati o sono le pad in Bonifacio. Giambattista porgi acqua gelificata a moglie, che non sa più bia, che non sa più che mondo. Giambattista chiude gli occhi e infrugna a gucciara no balcone di sua casa. Da un balcone a lingua di ammoglia travala e si perdivora, pendulona e torta. Bon, c'est dur, hein? Mais bon. C'è una visione, Yeah. c'è una visione e in fondo c'è la reazione di un poeta davanti a una situazione che ne manca appena questa. Beh, siamo d'accordo. La lingua non parte mica così. Il poeta trasforma tutto. Ah no, una Sì, ma alla fine c'è una visione surrealistica che mischia due momenti, perché il personaggio in questione qui ha veramente una teccia di dare e forza che a un momento dato cerca fugia questa situazione qui. E dunque c'è una destrutturazione dell'umanità in maniera evidente. Gli stesso vilo, Lolo oggi un canta, fino ad rimani a Civagi a cantare. Uso marito taia giantunna ancora gi, io Lolo canta. Lolo non canta più. Da un balcone luci uagimu, come a tiria dispitosa, una spira di soli li vena annuda i peri e a si tira vora. Lolo canta a mezzo alla livetti carchi. Qual è questo? Lolo, una donna. La livello di Kerchi rappresentano a fondo. No, dimmi. Non c'è più Lolo, non canta più No, perché non no, c'è ma più. in due. Alla Livetti, un logo di ospedale è una Livetta, un Bonifacio. È giusto fuori, a Tiria c'est la salsa pareille, come dicevo, a Razza. A Razza. A dirla. A Tiria. A dirla. E dunque, è un'altra macchina surrealista qui. No, non penso mica di... No, al contrario di l'alienazione. Qui è una liberazione. Non c'è più un neuletto, non c'è più nessuno. Non c'è più un letto, c'è È un fuori. altro... Canta ma fuori, mica qui. Canta ma fuori. Benissimo. Ci si capisce nulla di questa poesia. Sai un teso poesie. Punto e fine. Un teso. Bello. Una tristissima, sempre alle padali. Niuli di rena, l'aria è una tela che si cuci senza i toditi. Ogni materia è pegi, ogni gesto è inciampo, un luogo usano è trappola, un mondo usamuturisci e diventa liquido, abbozzi solo un sorriso di quando in quando, ultimo tassedo di vita. O dassedo, una fonte, una buttoniera.
Une autre. Aspetta, una più giocosa. Cugine manda. Tenimi un microfono 2 secondi. Mentre che tu cerchi, ti si può domandare quale sia la tua attitudine davanti a un spettacolo di una persona che si sfage a un manco di mente. Si capisce bene quale sia la tua attitudine, diciamo, come dire, do amore per la persona, si capisce bene, ma la tua attitudine a te, ti può domandare come vedi a vecchiaia o discapito di una persona, ti si può domandare? Di Petacque? Ah, semplicemente... Sicuramente come tutto ognuno, ma boh. Bah, come tutto ognuno, una brama di un amica a stiloghi qui, stiloghi e poi cercare di campare il più possibile e di morire il più tardi possibile e d'un colpo. Dunque non c'è nulla di originale qui. No, ma a tempo ciò che mi è piaciuto, non è mica piaciuto, e chi sa raccolta qui casca in un momento della vita che si perde una sponda. Io in su mentre qui di studio qui ho perso una sponda, ho perso a babbo, che era una sponda tremenda per me, dunque apparisce in de raccolta qui. E poi ho perso una zia, un zio, e poi perdendoli ho frequentato questo luogo qui e ho visto buoni vazio qui, i meloghi cittadini, la gente che ho visto. E dunque mi ha dato l'idea di mettere in paragone un po' su naufragio qui, in dei buchi. È presentato, d'altronde c'è la legge a sezione sana, ma infatti è presentato come un naufragio. E su naufragio qui gli è di nuovo a perdita di una sponda per me, che non è mica proprio pessimista da un punto di vista di ciò che posso campare io in delle attitudini, ma che è una realtà che a poesia si ne può impossessare, e non voglio mica letto i più duri, veramente, ma bon, a poesia è di no qui. Ma è qualcosa che tocca a ognuno, al di là dell'esperienza personale. Tocca a ognuno, a senso che mettiamo nell'attualità c'è questa persona che ci vorrebbe lasciare finisce la vita di vivere e che è l'oggetto di una litiga tra moglie e poi dopo i parenti per ragioni che sono fuori, che non si può mica giudicare. È un affare che non si può mica giudicare perché non si può che essere, come dire, sensibile al discapito della persona e al dramma che li conoscono quelli che vogliono fare la vita e quelli che vogliono al contrario allungare la vita, forse è una vita, diciamo, minimalista e organica. C'è un affare generale, voglio dire, Amorimärka tende a far vedere come a esperienza personale, come l'è scritta attraverso una poesia, raggiunge, perché di noi a tematica di sponda, di un viaggio al di là, raggiunge un affare che è universale e che è anche attemporaneo. Il lettore c'ha da trovare forse qualcosa da poter mettere in prospettiva qui. Qui forse sono i poemi in questa sezione qui che sono stati proprio travagliati di modo surrealista, di modo a guardare come un luogo e su naufragio qui sono mischiati per dare un'altra costo. Dunque abbiamo da chiamare subito l'editore che lui va subito esce uno e l'altro, no? C'è da essere a battaglia qui, che io. O meglio sarebbe che lo investi esce a tempo. Penso, perché sennò
Ne di uno in Bastia, uno grazie a... Miaello. Che lo faccio, Bonifacio in cui si impadronisce i Bastia. Uno grazie a Diego Mutier che mi ha fatto conoscere questo luogo qui, corto. Da Groge di Santa Lucia, Diaci, Agita, Molu e Molla, pasta sculata e sticchita sicca dall'acqua. Ecco Bastia. Bastia da Croce di Santa Lucia sotto la guida. Grazie a te. Un luogo di l'apparizione di a Madonna, a Barca della Madonna. Benissimo. Poi io ebbi sciacco un altro e dopo... Perché non hai letto più che me, dunque... È normale, hai letto male. Poi a Barrida, esiste a Barrida. Ci ha parlato che di affari che ci mettono l'angoscia, dunque bon. No, questo dunque è a Gerca che si chiama Circa Roba. Ci gorgo a bonora in Cherudio per circa roba da mangiare, roba da veie, via, roba da gampà. Mezza io anche sonori dai parole dronche che al libro in a memoria giornadadia. Mezza uscalugini me sguardi spadriati come a rubo a un lampo. Ci gorgo ogni mana bonora in Cherudio ambenta mia vita come a olio a ubisa di tutti i pensieri umani. C'è sempre impossibilità in questa corsa qui. Ma c'è una possibilità impossibile, perché in Cherudio in del non c'è mica tutto questo, no? Pensi che lui c'è? No. Siamo sempre nell'ossessione Siamo sempre nell'ossessione, dell'udobia, di sagerca. Così non sarebbe mica poesia. Sì, non sarebbe mica poesia. Dunque, grazie a voi. E poi un'altra volta. Appuntamento di Vagimi. Dici. E grazie a tutti gli studenti che sono venuti. Chaque camarade mica, perché le persone sono troppo discrete.